tempo. Mi scusi, sono un po' in ritardo. Non si preoccupi, sono in buona compagnia. È buonissimo. Decidere? Sì, un caffè, grazie. Fuma? Che sigarette sono? Rumene. Rumene. È stato in Romania? Sì, ci vado spesso. Non ho... Senta, io credo di non averla ringraziata abbastanza. L'altra sera la sua generosità mi ha lasciato senza parole. Volevo spiegarle perché ho accettato i suoi soldi, che cosa ne farò. Non ce n'è bisogno. Oh, sì, sì, invece. La clinica austriaca dove ho deciso di portare Matteo è molto costosa. Nessuno sa quanto dovrà restarci. E per Matteo i suoi soldi potrebbero significare 10 giorni di cura in più. E in quei 10 giorni potrebbe risvegliarsi. Grazie. Io però devo chiederle un'ultima cosa. Ma prego. Me lo dovrebbe girare. Mi scusi. Le esce un po' di sangue dal naso. Oh, mi dispiace. No, non è nulla. Aspetti. Frizza? Sì, un po'. Ecco. È già passato. Mi capitava spesso da bambino. Grazie. Sarei felice se lei mi chiamasse qualche volta. E lascia il mio telefono. Certo. A dove scrivere? Una volta avevo un agendino. Caro Gianni, c'è una cosa che devo dirti. Ti ho mentito. Ce la farai. Caro Gianni, c'è una cosa che devo dirti. Ti ho mentito. Ho avuto un amante. Una storia da niente che ho troncato subito, perché amo te. Però l'ho avuta.